Buongiorno amici, io sono Andrea Mangoni, siamo ritornati all'appuntamento del nostro vlog, ma prima di andare in campagna vi porto con me per un brevissimo viaggio a Venezia, la città in cui lavoro. Oggi l'acqua che usiamo per dare da bere ai polli è ghiacciata. Un errore molto comune che si fa è quello, in questi casi, di aggiungere sopra acqua calda. Cosa succede? Di solito, se le temperature sono al di sotto dello zero, si scioglie il ghiaccio, l'acqua calda si raffredda molto rapidamente e si forma uno stato di ghiaccio ancora più forte. Quindi l'unica cosa da fare è svuotare completamente la vaschetta e aggiungere nuova acqua. Finita. Le signorine oggi hanno ancora del cibo. Non è il caso quindi di andare ad aggiungerne altro, per evitare di attirare animali indesiderati. Quindi le lasceremo con un po' di appetito. La rete per la porta la recuperiamo da una vecchia gabbia, oramai mezza distrutta. È una rete sottile, a maglia stretta. Togliamo via tutti i pezzi di ferro e la stacchiamo dalla vecchia struttura in legno. Ora prendiamo le misure e andiamo a tagliare la rete in maniera tale da farla combaciare con la nostra struttura. Ora andremo a fissare la cornice della nostra portina. La struttura della porticina è finita.
Ecco com'è venuta. Adesso non ci rimane altro che preparare già gli attacchi per le cerniere e per la chiusura. Useremo questi due pezzettini di legno. Andiamo ora ad attaccare le nostre cerniere. Ecco qui, montate le nostre cerniere. Abbiamo lasciato queste più lasche perché? Perché le viti sono più lunghe di quella che è la tavoletta, dello spessore della tavoletta. Di conseguenza andremo a fissarle bene quando le avremo attaccata alla porta del pollaio, in maniera tale da farle arrivare dentro il legno della porta. Bene, adesso andiamo a vedere se abbiamo fatto i compiti per casa fatti bene. Dovremo aver fatto la portina che entra perfettamente nel foro della porta grande del pollaio. Vamos! Ok, vediamo. Credo che vada bene. Se io faccio così si apre, per cui dovrebbe andare, dai. Non ci resta che fissarla alla parete. Ecco qui, la nostra porticina è terminata. Adesso provvederemo nei prossimi giorni a dar colore alla porta e a correggere qui che c'è uno scanso, non ho capito come mai. Probabilmente qui c'è troppo spessore sotto, per cui non chiude benissimo, chiude con un po' di fatica. Magari metterò un piccolo strato di compensato per dare spessore qui e qui e poi vedremo. Comunque il risultato finale non è niente male. Allora ragazzi, questa è una Buddleia Davidi, una varietà bianca, ovvero sia l'albero delle farfalle. È una pianta che attira un sacco di impollinatori e soprattutto appunto è molto attraente per le farfalle, come dice il nome. Può essere un arbusto che raggiunge anche diversi metri di altezza, però ovviamente è molto esuberante e bisogna potarlo energicamente. Di conseguenza andremo anche a fare la potatura della Buddleia. Per farlo andiamo a accorciare i rami principali fino a circa 1/3 della loro lunghezza e lungo i rami piccoli, quando facciamo una potatura, la facciamo subito a monte di un germoglio. Infine toglieremo i rami secchi e i rami più vecchi centrali. Vedrete, alla fine del lavoro la pianta sarà molto più piccola, però avrà modo durante l'estate di rifarsi completamente. Dimenticavo una cosa importante. Buddleia Davidi è una pianta originaria della Cina ed è tendenzialmente invasiva, per cui può assolutamente, soprattutto nelle varietà più simili alla pianta selvatica, essere problematica da gestire. Queste varietà qui, io per esempio questa l'ho riprodotta per Talea 10 anni fa, come vedete formano sì i frutticini, ma non riescono mai ad arrivare a maturazione. Per cui cercate di recuperare delle piante che avete visto che non sono in grado di portare a maturazione i semi, in maniera tale da godere della pianta, poterla riprodurre eventualmente per Talea, ma non rischiare che questa si diffonda in natura tramite i semi.
Ecco qui, lavoro terminato. Come vedete abbiamo svuotato il centro del cespuglio, accorciato circa a 1/3 la lunghezza di tutti i rami, eliminato tutti i rami secchi e malati, mantenuto tanti bei germogli giovani e vedrete che il prossimo anno la pianta farà tanti nuovi rami e tanti nuovi fiori. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e a cliccare la campanella delle notifiche. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e soprattutto vi auguro buon anno e un felice 2021, che sia migliore del 2020 che è appena andato via. Ciao!